Abbiamo presentato oggi intorno all'una alla cancelleria della Corte d'Appello di Venezia il ricorso. Siamo fiduciosi, ovviamente anche supportati dal parere di un pool di avvocati che stanotte hanno lavorato con noi per redigere un dettagliato ricorso. Io sono in apprensione per cominciare anche la mia campagna elettorale, che è già breve e mi vede penalizzato da una decisione su un aspetto formale che però mi auguro venga sicuramente sanato. Nel caso contrario faremo ricorso nei prossimi giorni anche al TAR. Nel frattempo la macchina elettorale di tutta la regione è bloccata e ci auguriamo che venga sbloccata nell'interesse mio ma anche di tutti gli altri candidati, perché la competizione elettorale è anche un esercizio di democrazia.